Ricordo quando Conte pronuncia quelle parole. La pandemia porta tanta paura in te persone. Chiudettero bottega, ristorante e pure scuola. Almeno per 3 mesi. Non aveva mai uscito fuori. E che dormiendo a sentire notizie tutte le sere. La curva dei contagi più la guardava e più saglieva. Un bollettino di guerra onestamente mi pareva. Ro nord finì o sud, tutto in coppa stesso treno. Polemica e proteste in mezzo alla vita sono sprecate e volte decisioni non sono state più azzeccate. La gente che fatica si è sentita abbandonata e chi ha pagato le tasse ha avuto diritti a avere una mano. Ma questa situazione riguardava tutto il mondo. Nessuno la prevedeva. Troppo caro è stato il conto. Facemmo una preghiera per ogni vita che abbiamo perso. Guaglione e Vicchiariello. Si chiagna sempre lo stesso. Il tempo che passava non serviva quasi a niente. A diventare normale a non vedere l'assembramento. Un abbraccio ti mancava, specie chi le mamma tua. Ma a te ti interessava che pure essa stava buona. E quando usciva fuori aveva sta mascherina. In mano ti lavava tutte le volte che potiva. E chi non lo faceva si pigliava una cazziata. C'è sta chi pensa ancora che questo virus è inventato. I miei che hanno fatto un lavoro eccezionale. L'aiuto dell'infermiere sarà sempre ricordato. Hanno portato a termine ogni giorno una missione. Con turno massacrante, rischiando prima loro. Noi cose vanno meglio. Forse passa sta nottata. Pigliamo insegnamento a questo tempo sfortunato. E ora che teniamo, non ne dammo per scontato. Spennimmolo più meglio. Spartimmolo con lato.